da Belgrado ho visto, allora io vedevo Amici così perché vedo un po' di programmi italiani, eccetera. Io ho visto per puro caso questa prima trasmissione, io da lì ho iniziato a vedere Amici, sinceramente, perché ho visto subito, ho sentito non lo so, quella voce che mi ha veramente incuriosito, perché sono rimasta proprio di sasso quando l'ho sentito, anche se vabbè, era anche emozionato, si sentiva, eccetera. E poi più andava, poi ha fatto vedere anche il carattere, poi dopo la prima sfida, insomma è stato un crescere continuo, e quando sono entrata per puro caso ero diciamo la più grande del forum a quei tempi, perché era ancora all'inizio il forum, cioè poi vabbè ho visto man mano crescere, perché sempre più persone anche grandi, anche, ma di tutte le età venivano, erano tutte, cioè così, col crescendo si affezionavano a Valerio, perché è veramente un talento veramente tanto grande. Io non lo so, se non ho mai seguito un cantante in questo modo, nel senso vabbè, poi anche tra di noi ci siamo legati, anche questa amicizia che c'è tra di noi all'interno del forum, perché siamo un gruppo veramente unito, anche con le zie. L'avete fatta fare aggregazione bene, sì. insomma, dai. Sì, vabbè, ma... Sì, ma è perché c'è una materia in mezzo tra di noi, che è una colla. Il legante, sì. Ecco, questo legante, che è anche elegante, nella sua voce, che ci trattiene, cioè che veramente... Io a differenza della Ducchi, la prima volta che ho sentito Valerio, non l'ho sentito cantare, ma l'ho sentito parlare. Era probabilmente o la prima o la seconda puntata, e l'avevo solo sentito parlare, no? E ho detto, ma chi è questo qua? Ma dai, è uno sbruffone questo qua. Poi però capisci che i suoi atteggiamenti non erano atteggiamenti da sbruffone, ma erano atteggiamenti dovuti al fatto che comunque era sempre e comunque oggetto di critiche da parte di tutti. E allora era il suo modo di difendersi, è il suo modo di difendersi. Era ed è tuttora, esatto. Tutti quanti, c'è tantissima gente anche adesso che parla giusto perché insomma si ritrova lo spazietto sotto il naso e la lingua per parlare, ma insomma, si parla anche a proposito, anche quando sento di queste famose gavette, dice la gavetta, dice il talent non fa gavetta, ma cosa ne sanno? Io sono sicuro che in termini di serate, le serate, le ospitate, e infatti l'ho anche scritto da qualche parte, i calpestamenti di palco che ha avuto Valerio, nonostante i suoi 20 anni, perché ha 20 anni adesso, tanta gente che parla perché appunto ha quel foro sotto il naso e la lingua, nonostante sia anche molto più grande di Valerio, è il doppio e qualche volta anche il triplo dell'età di Valerio. In termini di numero di queste cose qui, non le hanno fatte le cose che ha fatto Valerio. Quindi mi dovete spiegare, voi che parlate, cosa vuol dire gavetta. Perché se gavetta vuol dire avere a che fare col pubblico, fare serate prima di arrivare a costruire un disco, a fare il famoso successo, quello, me lo dovete dire cosa significa. Perché lui comunque l'ha fatto, comunque c'è anche da dire, allora, a parte il fatto che sicuramente la maggior parte delle volte è un problema di invidia, purtroppo è così, purtroppo è così, anche se chi fa musica, come ho detto io una volta, cioè se chi fa musica non deve mai... se Valerio, un'altra cosa, se Valerio non avesse fatto la gavetta che ha fatto, state tranquilli che sul palco non avrebbe avuto lasciatemelo passare questo termine, poi insomma, la perfezione che ha lui sul palco, non ce l'avrebbe avuta se non avrebbe fatto la gavetta che ha fatto, perché lui quando sale sul palco è freddo. Cosa vuol dire essere freddo? Cioè staccare il canto da quello che c'è dal pubblico e tutto quanto il resto. E per arrivare a fare questo ci devi essere abituato, perché insomma uno che non è abituato le prime volte, come minimo quando va a cantare, che si ritrova a cantare davanti non a tanta gente, anche a un po' di gente, che la fa l'emozione, ti viva la voce, ti scende, ti aumenta, ti fa, hai capito? Quindi la gavetta sua lui se l'è fatta e quindi tanta gente farebbe
bene a non parlare, vabbè che, Sì, ma non è questo, Tonino. Secondo me anche certi giornalisti, noi vediamo adesso per esempio, prendo sul web i blog per esempio, quando qualcuno scrive una critica su Valerio, magicamente questo blog comincia ad avere commenti su commenti ed è anche un sì, modo è vero, per farsi è vero anche notare. quello. Perché hanno capito che, diciamo, dicendo qualcosa contro Valerio veramente succede il putiferio. E comunque anche lo stesso il signor De Luca, mi ricordo benissimo che lui aveva fatto quella sua battuta infelice durante la finale, che proprio non esisteva proprio. E poi si è pentito comunque, cioè sappiamo tutti che si è pentito perché non si aspettava una reazione del genere da parte del pubblico comunque, ma tutt'oggi lo fanno. Si sarà pentito, io non, a me mi sembra strano che uno poteva un apprezzo, nel senso che un giornalista della sua età, insomma, che si è arrivato là a dire quello che ha detto così di punto in bianco. A me, io sono cattivo, potrei pensare anche, mi sembrava una cosa mezza calcolata questa, no? Io non sono cattiva, io l'ho sempre detto, perché per me era un modo, come dire, per tagliare fuori, però cioè, non voglio parlare perché sennò ci siamo capiti. Più o meno la cosa è andata come è andata e va bene lo stesso, dai. Sì, ma appunto. Comunque... Ascolta Tonino, mi chiedono se vuoi fare un saluto a alla nostra tag. Sai che noi abbiamo la tag sul forum, certo. dove vogliono che li saluti, tutti quelli che stanno scrivendo. Guarda, che ci stanno voi ascoltando. a me mi date i nominativi, io ve li saluto tutti quanti uno a uno e ve li abbraccio e non posso, e ti do 5.000 questi della tag dei 5.300 del nostro forum l'Invincibile Armata. Te ne devo dare 5.300, sei pronto? Me li dai tutti 5.300, io mi siedo, mi metto la coperta sulle gambe, mi attrezzo un po' di noccioline e piano piano te le saluto tutte, guarda. Io ho i pistacchi. Guarda, un abbraccione da parte di Tonino e di tutti noi, insomma, della famiglia alla tag dell'Invincibile Armata. Ecco, grazie. Madonna, come sono stato bravo. Sì, tanto. Mi è costata fatica questa cosa qui, non pensate che sia una cosa così di poco conto. Lo sappiamo, è per quello che l'abbiamo presa alla larga, capito? Abbiamo preso alla larga, ti abbiamo distratto, e poi subito. tac. C'è De Luca al telefono che ci vuole parlare. Ve lo passo? Sì. Dai, passacelo. Io sono il lato oscuro della forza. Io, De Luca, quella sera avevo bevuto. È una sua dichiarazione, io non ho detto niente. Ma è scuro davvero, è questo lato di... C'è proprio un lato oscuro, Ma molto scuro, molto scuro. Va bene, Tonino. Ascoltami. Tu sei lì che stai guardando la televisione. Okay. No, è un esempio, aspetta, è un esempio. Allora, sei lì che stai guardando la televisione con tua moglie e tuo figlio lì vicino. A un certo punto vedi Valerio. Sì. Cosa scatta? Cosa scatta? Scatta in un primo momento, potrebbe sembrare il mio pensiero, guarda, sempre, adesso credimi, da una parte mi sono abituato, dall'altra parte, cioè da una parte sembra che mi sia abituato, dall'altra parte quando lo vedo penso, forse speriamo domani mattina al mio risveglio che non finisca tutto così, insomma, perché mi sembra di sognare, insomma, dai, è sempre un sogno, un bellissimo sogno per me. Beh, per noi è una realtà. Dai. La fortuna vuole che ogni mattina quando mi sveglio, insomma, mi renda conto che non è un sogno e che è una bellissima realtà. Quindi ti fai dare i pizzicotti? Caspita. Ti fai dare ogni spillone a disposizione. C'è la Sonia che ha gli spilloni lì e te li dà. Guarda che si sveglia, non stai sognando,